molto inaspettata, molto apprezzata. Scusate, probabilmente c'è dell'emozione perché non mi immaginavo di trovare questo, e per me, come ha detto Davide, Crese è un vino particolarmente importante, senza nulla togliere agli altri che abbiamo fatto alla bolla, ma per il fatto che è l'ultima creatura di mio padre, che aveva studiato per alcuni anni, andando anche spesso in Francia a scegliere le barriche, perché fino a questo vino, prima di produrre questo vino, nelle cantine bolle non c'erano le barriche, ma c'erano i botti tradizionali, per cui era andato anche per fare esperienza a Bordeaux. Il caso vuole che però l'annata 86, che è stata la prima annata di questo vino fatta, mio padre l'ha iniziata, ma purtroppo dopo pochi mesi è morto, per cui la maturazione del vino nelle barrique, in bottiglie e tutto è stata portata avanti da altre persone, e a me è capitato, pur non avendone alcun merito, di presentarlo a distanza di alcuni anni, a cavallo dell'89 e 90, in giro per il mondo. Quindi quando mi è arrivato l'invito ho detto subito sì, mi ha fatto ricordare questa cosa, e oggi questo mi riempie di un'emozione incredibile, e non posso altro che ringraziare, perché metterò dove nel cuore, cioè questa qui, capite che è una cosa che va ben al di là del vino, e quindi ti ringrazio molto di questo.